Eder. Mech. Pallister. Liliana aveva indosso un orologio fermo alle 9:17. Mi ricordo che l'avevamo preso a un mercatino, mi pare, o roba del genere adesso. E ho detto, questo per andare in bicicletta, per andare in moto, per non usare quegli altri, insomma, no? E l'abbiamo preso. Fermo alle 9:17. E questo ce lo diranno chi sta facendo le indagini. Ti risulta che lei si fosse fratturata il naso? Guarda, questo non lo so, perché adesso ho parlato anche col mio medico legale Barisani e mi ha detto che è una frattura molto molto vecchia, perciò non posso saperlo. So che abbiamo avuto un incidente noi una decina d'anni fa proprio con la moto, siamo finiti sotto un camion perché ci ha tagliato la strada, so che è venuta l'ambulanza, l'hanno portata in ospedale, aveva sta frattura al piede, però del naso non lo so, forse no, ma non credo, non credo che ci sia stato qualche problema in quell'occasione col naso, assolutamente, deve essere una cosa molto molto vecchia. Parenti e amici di Liliana sono stati convocati in questura anche per essere convinti che si tratta di un suicidio, ma con la scusa ufficiale di parlare del braccialetto. Secondo te quel braccialetto trovato era di Liliana? Mi pare di sì, che sono stato parecchie volte adesso da loro per alcune cose così e mi pare che mi abbiano fatto vedere questo pezzettino di braccialetto, un pezzettino molto piccolo così dovrebbe essere. E può essere di Liliana? Assolutamente, assolutamente. Guarda, i braccialetti, le cose diciamo importanti le metteva quando andavamo in posti importanti, ma non certamente per andare in moto o in bicicletta oppure a passeggio. Quindi escludi che questo braccialetto potesse essere suo? Beh, insomma, ha lasciato un po' tutto a casa, questo è quello che è emerso dopo tanto tempo, piano piano è venuto fuori questo. Sei stato chiamato anche tu quindi in questura? Sì, beh, certo. Mi hanno consegnato la seconda querela di Gabriella. A quanto risulta addirittura le querele sarebbero 3. E di cosa si tratta in questo caso? Non lo so, non ho neanche letto, ho dato tutto all'avvocato, sono andato su a trovarlo, gli ho detto la seconda querela, lui mi dice, beh ogni volta che parli con qualcuno ti prendi una querela, per quello adesso non parlo più di nessuno, assolutamente. A Sebastiano, non indagato, è stato detto di tutto, lui è sempre stato molto sportivo e non ha legalmente reagito, quindi non è tanto giusto il fatto che lui già ne abbia ricevute 4, 3 da Gabriella e 1 da Claudio. 28 minuti e 1,9 km da percorrere a piedi, questa è la distanza che separa via Verrocchio, ovvero l'abitazione di Liliana Resinovic, dal punto in cui verrà ritrovata. «170 sono invece i metri a separare il famoso posto delle fragole dal punto in cui Liliana sarà ritrovata. 170 metri e non 100 come sostiene Roberta Bruzzone. Sono invece solo 110 i metri a separare il luogo del ritrovamento di Liliana dal famoso giardino delle rose, ovvero il Roseto. Il teatrino Franco e Franca Basaglia si trova invece a 300 metri dal luogo in cui Liliana viene ritrovata il 5 gennaio del 2022. È curioso il fatto che congiungendo questi punti, situati quasi tutti su via Edoardo Weiss, si forma una lettera E. E come Edoardo Weiss, E come Eder. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.